Certo, emotivamente è molto provata, voi potete capire che questa sovraesposizione mediatica ha creato molto disagio, quindi la scelta di questa difesa è di accelerare nei riti e quindi velocizzare anche la giustizia per quanto possibile. Processo con rito abbreviato, la richiesta della difesa è chiara, nessun patteggiamento per Emanuela Petrillo che già nell'aprile scorso, quando era scoppiato il caso, era provata dall'essere finita nell'occhio del ciclone. In questi giorni ho letto tante cose, ho anche un po' paura di eventuali aggressioni o gente, sì, di essere tra virgolette perseguitata. Riteniamo che comunque le prove al momento esistenti non siano sufficienti a portare a una colpevolezza piena, ci sarà comunque un incidente probatorio prima del rinvio a giudizio, però questa sarà la linea di questa difesa. Anche perché il patteggiamento avrebbe significato accettare un risarcimento di quasi 2 milioni alle strutture sanitarie che si sentono danneggiate dal suo operato. Il caso dei finti vaccini dalla Marca Trevigiana a Udine, la cui procura ha accorpato l'inchiesta. Forse ho fatto le iniezioni in modo sbagliato, magari per distrazione, può essere successo che in alcuni casi l'ago non sia andato in profondità raggiungendo il muscolo, ha detto la Petrillo per cercare di spiegare l'inspiegabile agli inquirenti in questi mesi. Questo può essere accaduto, farà parte dei quesiti che porremo al consulente del Tribunale di Udine prossimamente quando inizierà l'incidente probatorio. Accertamento previsto a ottobre, nel frattempo la difesa ribadisce l'infermiera è accusata di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico, non reati legati alla salute. Non esiste in questo numerose migliaia di persone che sono state da lei vaccinate alcun soggetto che ha riportato danni, lesioni fisiche in verità permanente. Intanto a fine mese è previsto l'incontro disciplinare con l'ULSS 2 Marca Trevigiana e il licenziamento sembra sempre più vicino. Probabilmente sì, noi riteniamo che al momento, fin tanto che non ci sia una sentenza passata in giudicato, e anche secondo diritto questo licenziamento non sia legittimo e quindi ci rivolgeremo senz'altro al giudice del lavoro.